Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con un importante fatto culturale. È stata scoperta nell'isola dalmata di Pago una tavola con una Madonna con bambino che è stata ricondotta all'opera di Giovanni Bellini. Tutto questo da parte di Beatrice Tanzi, dottoranda in Storia delle Arti all'Università di Ca' Foscari. Le tesi della dottoressa Tanzi, ha commentato il presidente della regione Luca Zaia, affondano le loro ragioni in una visione storica di Venezia e dell'Adriatico, secolare crocevia di culture e forme artistiche sotto l'insegna del Leone di San Marco, una visione che giustamente considera l'ambito veneto dei secoli passati in un'estensione diversa e più grande di quella odierna, dove i territori di Dalmazia e Istria erano parte integrante e vitale della Repubblica. Saranno ora gli esperti a dibattere e confrontarsi sulla scoperta del dipinto quattrocentesco attribuito a Bellini, ma con soddisfazione apprendiamo che è stata riportata alla luce una nuova tessera di quel grande mosaico che è il patrimonio d'arte legato a Venezia. Passiamo alla cronaca. Nella giornata di giovedì 26 ottobre la squadra mobile della Questura di Venezia ha arrestato un cittadino straniero ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno intercettato l'individuo nel sottopasso della stazione ferroviaria tra Mestre e Marghera, mentre sarebbe stato intento a cedere 5 dosi di eroina a un potenziale acquirente. A quel punto gli agenti sono intervenuti bloccando il cittadino straniero. Il sospettato è stato quindi accompagnato presso la Questura di Venezia per gli accertamenti di rito, a seguito dei quali lo stesso è risultato già gravato da precedenti specifici. L'uomo pertanto è stato, come detto, arrestato e portato negli uffici della Questura in attesa di direttissima che si è svolta nella mattinata di venerdì 27 ottobre, all'esito della quale il giudice ha disposto la liberazione del cittadino straniero e gli ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Venezia. L'assessore regionale alla sicurezza Cristiano Corazzari annuncia la delibera approvata ieri dalla giunta regionale che introduce la facoltà per i corpi delle polizie locali venete di apporre sui propri automezzi scritte multilingue. Il Veneto, commenta Corazzari, è un territorio a vocazione turistica, è ai primi posti in Italia tra le regioni più visitate ogni anno da viaggiatori anche stranieri. Ed è per questo che la Regione ha ritenuto utile intervenire sui simboli distintivi dei mezzi a disposizione della polizia locale dei vari comuni del territorio, prevedendo la facoltà di inserire sotto alla scritta in lingua italiana anche la traduzione in almeno altre 2 lingue a scelta. Accanto alla dicitura polizia locale potranno comparire le scritte Local Police, Stad Polizei, Polizia Local, Police Local. Ancora cultura. 5 nuovi punti prestito della rete Biblioteche Venezia saranno attivi da dopodomani giovedì 2 novembre grazie ad Azione 7 di seminare la lettura perché sia vicina di casa, ovvero una delle 7 attività del progetto Insieme lettori più forti. L'obiettivo è rendere sempre più accessibile a tutti i cittadini il patrimonio librario della rete Biblioteche Venezia che, con le sue 17 biblioteche di pubblica lettura e specialistica di terraferma, centro storico e isole, consente il prestito gratuito di oltre 450.000 volumi, oltre che il prestito gratuito di ebook. Ogni punto prestito è identificabile attraverso un'apposita grafica e segnaletica, mentre la gestione è informatizzata. Attraverso il catalogo online della rete Biblioteche Venezia è possibile iscriversi gratuitamente e fruire di tutti i servizi bibliotecari comunali. Per saperne di più potete visitare il nostro sito notizieplus.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.